Qui si parla di una vera e propria catastrofe, cioè pezzi di argini da una trentina di metri che se ne vanno via come la neve al sole. 230 mm d'acqua caduti in 24 ore hanno messo in ginocchio il Veneto. Per noi è stato di emergenza, la Regione lo dichiara, quindi per noi è stato di emergenza e di calamità. Come 2 anni e mezzo fa il governatore del Veneto Luca Zaia si ritrova a dichiarare lo stato di calamità, una situazione parzialmente diversa a quella del 2010, questa volta il maltempo ha colpito a macchia di leopardo, ma i danni sono sempre elevati. Partiamo dal mezzo miliardo di euro in su. Intanto, come primo immediato aiuto, la giunta regionale ha stanziato 1 milione di euro per far fronte alle prime necessità. Oggi però, rispetto a ieri, la situazione si fa economicamente più difficile. Il governatore Zaia scrive al presidente del Consiglio Enrico Letta, oltre che ai parlamentari veneti, per chiedere ora un intervento anche da parte dello Stato. Noi non ce la facciamo a far fronte a tutti questi danni con il bilancio della Regione, questo è poco. Non possiamo neanche pretendere che i comuni paralizzino i loro bilanci per anni a causa di questa ulteriore ondata di maltempo. Colpiti maggiormente il Veronese e il Vicentino, ma non c'è provincia che non abbia subito danni. Ancora una volta in ginocchio le aree artigianali, devastata l'agricoltura, saltata la stagione bieticola e compromessa quella cerealicola. Le cause di questa situazione sono molteplici, dal cambiamento climatico, ma anche all'urbanizzazione selvaggia, ed oggi bisogna correre ai ripari. Bloccare l'urbanizzazione, perché è evidente che abbiamo urbanizzato troppo in questi anni, poi le colpe non tocca a me andare a chiarire, ma è evidente che abbiamo urbanizzato troppo. L'altra questione su cui noi continuiamo a dire è che è indispensabile che venga sbloccato il patto di stabilità per le opere di manutenzione straordinaria.